Ma è stata fatta una fusione tra APS, che è stata incorporata da Bus Italia, che è stata una fusione scellerata, voluta dai sindacati confederali, senza un minimo di democrazia all'interno dell'azienda. Questa fusione porterà solo danno ai lavoratori, perché ci sarà un calo della retribuzione, ci saranno una flessibilità di orari di lavoro e di trasferimenti, in più porterà dei disservizi ai cittadini con gli aumenti dei costi. Noi quello che chiediamo a Bus Italia è che venga rispettata la democrazia all'interno dell'azienda, che vengano fatte le elezioni delle rappresentanze sindacali e che i lavoratori possano decidere i loro delegati. Perché fino ad oggi cosa è successo? Con l'arrivo di Bus Italia cosa è cambiato di fatto? Con l'arrivo di Bus Italia si sono rifiutati di fare le rappresentanze sindacali, hanno nominato le organizzazioni sindacali dei rappresentanti e buona parte di questi lavoratori non ha voce in capitolo nelle trattative. Tutto questo per manovrare la cosa come hanno voluto. Noi come RSA in precedenza nella vecchia azienda APS Holding Mobilità e tuttora anche in Bus Italia Veneto siamo firmatari degli accordi precedenti. Tanto è vero, noi abbiamo fatto l'esame congiunto con l'azienda Bus Italia Veneto e abbiamo firmato il 13 aprile questo accordo, dove si dice nel punto 10 chiaramente che le RSA esistenti precedentemente hanno efficacia anche nel passaggio di Bus Italia Veneto. Qui c'è un intoppo nel quale l'azienda ci ha estromesso nella procedura che va al di là e quindi nella fase di armonizzazione. Armonizzazione che è partita pochi giorni fa, però non ci ha visto convocati, per cui noi oggi partiremo con questa procedura. Inizialmente si aveva detto che non cambiava niente, di fatto sono già stati chiusi due reparti, mi risulta il reparto verniciatura e il reparto carrozzeria. Ecco. Adesso a questo si va ad aggiungere il fatto che il prospetto di un taglio di 500.000 km di rete sia da parte dell'ex APS Mobilità, trasporto pubblico urbano, che di Bus Italia Veneto. Quindi questo ci preoccupa fortemente perché, almeno secondo il nostro punto di vista, può avere una pesante ricaduta negativa in termini occupazionali. Ecco, per i lavoratori ad esempio di questi reparti che vengono chiusi, qual è il loro destino? Per il momento il destino non è dato di saperlo. Ecco, questo è tutto quello che sappiamo. Vedremo nei prossimi giorni come si evolverà la fase di armonizzazione che è già in corso.